Settimana in conclusione e ovviamente c'è l'appuntamento qua con Mementino News, perché ovviamente non possiamo fare a meno di osservare, di cercare di capire, soprattutto di dare le nostre analisi, le nostre critiche e offrire le nostre critiche alle persone che ci ascoltano grazie al nostro oggi mobile, molto mobile, Enrico Balletto. Se si dice che la donna è mobile, anche l'uomo è mobile, infatti oggi c'è Enrico molto mobile e a baiare di sottofondo sono cari. Sei sparito, sì, sono un centro cinofilo dove fanno autoretratura a cani, quello bellissimo nelle campagne dello Zorai, proprio bellissimo, c'è un terreno in mezzo alle campagne, montagne qua, è ovviamente pieno di cani. Ed è un posto veramente immerso nella natura dove che tra l'altro si chiama l'isola che non c'è, ricordi Peter Pan? Ecco. Sì, sicuramente. Ecco, ovviamente ci sono cani, quindi un po' abbaiano, però è veramente un bel posto immerso nel verde, grande, i cani sono contenti di stare qui. Beh, è meglio così, dai. Sì. È una cosa, soprattutto, essere una cosa sicuramente più su uno spazio a misura di animale, insomma, più rispettosa anche agli animali, insomma, un modo per gestire. Sì, decisamente sì, infatti una figata perché non avevo mai inteso o visto una location simile per tenere i cani e tutto, invece devo dire è stata una scoperta molto, molto piacevole, sì? Tra l'altro è anche un resort, no, per i cani, quindi puoi lasciare il cane, sono trattati benissimo, sono veramente bravi. Sì. Meglio così, va bene, vedi, è una questione di civiltà. Esatto. Alla fine non ci vuole tanto per rispettare sia gli esseri umani che gli animali, basta l'intelligenza, quindi hai detto bene, il benessere, esatto, quindi il benessere può essere diffuso tra uomini e animali senza svantaggiare nessuno, né uomini né animali, ecco, quindi dovrebbe essere una civiltà diciamo più progredita da questo punto di vista e magari evitando certi eccessi idioti stile malthusiani o green o cose di questo tipo che stiamo assistendo in questo periodo. Giusto per tornare al discorso, per iniziare anche la nostra chiacchierata sul merito, si è concluso il G20 da poco, G20 caratterizzato da alcune simpatiche situazioni, della serie Xi Jinping che va a rimproverare Trudeau, gli va a fare il cazziatore perché non va a permettersi di andare a dire giro cose, vai a te. Quello poi con il cravatino rosa veramente spettacolare. Sì, è geniale. Un personaggio veramente sì. Poi Putin e Bolsonaro che non sono andati, se lo potevano permettere, che ci vado a fare io al G20, sono gli altri che devono venire da me. Non faccia più parte del G20, nel senso che essendoci Lula suppongo che non potesse più andare Bolsonaro, credo, non è detto perché stanno capendo una cosa in Brasile che in effetti lasciano presagire qualcosa di diverso. L'ho sentito, però non so se è già in carica Lula ufficialmente da quel punto di vista, mi sembra di sì perché credo che stia già legiferando in merito a qualche cosa, ho letto di qualche notizia per le famiglie insomma diciamo povere che non avranno accesso a determinate agevolazioni o determinati bonus se non produrranno la certificazione Covid, qualcosina del genere, ho letto così di sfuggita, ma ho anche il rigetto per certe notizie ormai quando si sente parlare di Covid, quindi onestamente non mi aspetterei nulla di diverso da Lula, visto quello che hanno combinato i suoi compari qua in Italia. Certo, assolutamente. Vabbè, ma quella notizia, se non sbaglio, risaliva prima del Covid, nel 2018, perché riguardava altri vaccini, non riguardava il vaccino Covid. Questo è quello che ho letto io. Quindi è una notizia che non ho approfondito, però no, è una notizia che riguardava il periodo precedente del Covid. Quindi forse ha inserito anche il vaccino Covid tra quelli che aveva già precedentemente messi come condizione, non lo so, però ho letto appunto che riguardava anche la vaccinazione del Covid e quindi lì sono rimasto, ma ti ripeto non ho approfondito perché non mi interessa approfondire più determinate situazioni che veramente basta. Senza dubbio, infatti quello è il discorso è sempre lo stesso. Poi c'è il discorso che riguarda quello che sta succedendo all'interno del Brasile, anche perché comunque il Bolsonaro non ha riconosciuto la vittoria di Lula,
la gente è scesa in strada in gran copia, tantissimo, poliziotti, cittadini, le forze armate hanno preso posizione a favore di Bolsonaro, di conseguenza la situazione lì è tutt'altro che risolta. In più ovviamente si parla insistentemente di brogli, quindi anche lì ci sarà da parlare, da capire quali e quanti brogli sono verificati, anche lì sarà una cosa complicata, per cui la situazione in Brasile è tutt'altro che risolta. Addirittura il Tribunale federale brasiliano ha deciso di bloccare i conti bancari delle persone, delle aziende che sono schierate con Bolsonaro, quindi la situazione lì è tutt'altro che risolta e sta andando veramente verso, non dico la guerra civile, ma dei disordini non indifferenti. Quindi, sì, sembrerebbe proprio di sì. Quindi la situazione è tutt'altro che risolta, quindi Lula secondo me ha poco da stare allegro da questo punto di vista. Comunque, torniamo un pochettino allora a parlare di casa nostra, sto per capirci, anche perché a Bali c'era il nostro Presidente del Consiglio, quello nuovo, la nostra Presidente del Consiglio, quella nuova, che sembrerebbe abbia fatto una figura neanche tanto brutta, ecco, si è comportata insomma da capo di Stato, tutto sommato da primo ministro, ha fatto una figura tutto sommato decente dal punto di vista istituzionale. È stata criticata per l'unica cosa che magari privata che si è concesso, per portarsi dietro la figlia piccola, tra l'altro, quindi è anche una questione di famiglia, ed è stata attaccata per questa cosa che, se vogliamo, è la meno peggio, visto gli scempi dal punto di vista dei vantaggi personali che sono stati fatti in questi ultimi anni, vedi Renzi, l'aereo, se chi se lo ricorda l'aereo di Renzi, nessuno credo, quindi cose del genere. Quindi in effetti qualcosa è successo. Ora, che ci vuoi dire in merito a questa partecipazione del nostro Presidente del Consiglio? La partecipazione credo che sia stata una partecipazione congrua e credo che sia stata accolta comunque con il rispetto dovuto, in parte probabilmente dovuto anche all'endorsement di Draghi della von der Leyen stessa a suo tempo, insomma diciamo anche dalle scelte pubblicizzate ad hoc e sulla stessa linea di determinate situazioni, sulla gestione del PNRR, su tutta una serie di cose che comunque dimostrano una certa continuità rispetto a quella che è stata la gestione e il governo Draghi. Io mi diverto spesso a parlare di Draghi 2 perché obiettivamente insomma tutto questo cambiare rotta non si vede, si vedono dei messaggi che sono un po' fumo negli occhi per quelli che speravano o sperano, pensano che l'arrivo della Meloni sia un cambiamento totale, di fatto andrei ad analizzare alcuni punti significativi, ovvero che dunque le persone che andranno a seguire e gestire i fondi PNRR qua in Italia sono più o meno grosso modo quelle che aveva nominato e scelto Draghi intanto, che è il ministero che gestirà più soldi di questo famoso PNRR è quello di Salvini. Quindi tutti dicono la Lega esce sconfitta o Sarotta eccetera, di fatto ha dovuto accontentare Salvini, l'ha messo nel ministero che gestirà più fondi in assoluto di questo PNRR, più di 40 miliardi, che forse non ci rendiamo bene conto di quanti siano, di quanti soldi siano. Quindi un ministero che dovrà gestire, quindi Salvini, quindi la Lega, che dovrà gestire questi importi. Quindi adesso siamo nella fase di accontentare i vari alleati, come ti avevo sempre detto, tutti erano allineati perché questo PNRR che era più di 200 miliardi, tutti aspettavano la propria fetta, siamo arrivati al momento delle spartizioni e quindi il governo comunque deve dividere le fette di torta, perché questo sta succedendo e andrà avanti in questa direzione da questo punto di vista. La polemica sulla figlia della Meloni la trovo veramente stomachevole e ridicola. Ho fatto proprio oggi un post su Twitter perché Facebook mi ha bloccato ieri per 30 giorni, non ondate anche i fact checkers
di Facebook, perché so che hanno punito severamente anche altre mie amicizie e contatti, quindi ieri è una giornata di censura su Facebook. Ho fatto proprio un post stamattina in merito su Twitter, paragonando la foto, mettendo affiancando le foto della Meloni con la figlia e della Cirinna, quella dei 25.000 euro del cane, non so se vi ricordate. Sì. Così, quando andava in giro col cartello Dio, patria, famiglia, che vita di merda, e scrivendo appunto che io non ho votato Meloni, non godo della mia simpatia di sicuro, sono contento comunque che il PD sia fuori dal discorso del gioco governativo, e che però vedendo queste due foto so esattamente da che e la polemica che è stata alzata, so esattamente da che parte stare, che non è quella di Cirinna di sicuro, o di quelli che vanno in giro con quei cartelli lì, rispetto a una madre con la figlia di 5-6 anni, e che giustamente, dovendo stare molto spesso tanto fuori di casa per doveri istituzionali, decide di portarsela dietro, dovendo stare diversi giorni fuori. Ecco, questo secondo me è quello che deve venire fuori come messaggio, a dispetto di polemiche. Cioè, la risposta deve essere questa, cioè Chiaro. una Meloni che si porta la figlia di 5-6 anni, giustamente io la trovo una cosa sacrosanta, visto che poi quando poi si come dire, no, in tanti aspetti, in tante aziende ormai esistono dei servizi, agli asili eccetera, si fanno delle battaglie per le mamme che lavorano, si fanno delle battaglie per le donne madri eccetera eccetera, e quindi ormai sempre più aziende si stanno adeguando, organizzando anche una sorta di asili o asili nido negli ambienti di lavoro, proprio per evitare o per aiutare le mamme che poi vanno a lavoro. Ecco, in questa direzione qua non vedo nessun motivo per fare alcuna polemica, anzi lo vedo un segnale proprio di vita, di famiglia, di attaccamento di una madre alla propria figlia, nonostante il lavoro sia sicuramente pesante e anche di più. Quindi questo è quello che penso di tutto il discorso che è stato fatto. Dopodiché ti dico anche, occhio, perché si stanno facendo delle polemiche ultimamente, perché l'ultimo un mese più o meno, neanche un mese, si sente parlare di questione migranti, della figlia della Meloni e di qualche altra cazzata, scusando il termine, ma passamelo perché veramente basta. Dica magari le cose importanti, cioè, ripeto, qua stiamo parlando di aziende che rischiano la chiusura, di cari bollette, di famiglie che si sono trovate in mutui improvvisamente da 500 euro a 800, 850, che rischiano di perdere la casa, di un 12% di popolazione che è in soglia povertà. Insomma, credo che ci siano cose ben più importanti che parlare di queste cose, o se non altro non di parlarne, ma di farne una malattia e che diventi un argomento H24. Ovviamente anche in questo c'è una parte di persone che ci gioca, nel senso che sa bene che dando in pasto certi argomenti diventano argomenti di distrazione di massa. In questo c'è ovviamente la parte solita dei media, dei giornalisti, dell'informazione, che comunque in queste cose ci sguazzano e gli fa comodo, e probabilmente hanno anche indicazioni in tal senso per distrarre un po' la gente da quelle che sono le problematiche, però occhio, cioè, torniamo anche un attimino coi piedi per terra alle cose importanti, perché ripeto, qua siamo ancora agli inizi, non abbiamo ancora visto nulla, non abbiamo visto nulla di cosa succederà post i vaccinali selvaggi, non abbiamo visto nulla di quello che sta arrivando o arriverà per quello che riguarda il discorso di crisi economica e tutto il resto. Ci sono degli aumenti su tutti i prodotti alimentari incredibili, sul gas, sul legno, sulle materie prime, cioè qua stiamo saltando per aria, questa è la realtà dei fatti. Dopodiché, ripeto, le cose se ne parli nel giusto modo, con un minimo di buonsenso e di equilibrio soprattutto, perché le cose importanti e che rischiamo sono davvero altre e tante. Senza dubbio, ma poi c'è anche il discorso che poi nel frattempo che questo discorso
va avanti, insomma, tra più o meno dimostrazioni di... Poi, chiudo il discorso, prendersela con una bambina è veramente schifoso, cioè... Potete dire quello che ma una bambina di 5 anni, ma cosa volete? Ma veramente oltre che essere ridicolo, siete anche squalidi, veramente, individui che se... Poi mi capita di dire, ma se si porta la figlia a spese mie, cioè ho letto delle cose veramente... Squalidi, 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 con famiglia, moglie, fidanzato o amanti o il codazzo di gente dietro, ma veramente io la vedo una cosa allucinante, ma è perfettamente, è un po' come vedo allucinante il no Meloni Day degli studenti, cioè è ridicolo, capito? Fa ridere. Andate al governo da 20 giorni, stanno manifestando per cose che ha stabilito il governo Draghi o comunque quelli prima di loro, perché le problematiche scolastiche e della pubblica istruzione prima di loro e fai il non idei, ma dopo 3 anni che vi hanno fatto le peggio cose, avete subito le peggio cose e magari siete andati in fila anche trattando male qualche amico, qualche compagno di scuola che magari non voleva giustamente vaccinarsi, pur di mangiarvi una pizza, pur di andare a ballare, pur di farvi l'aperitivo, siete corsi a assumere un farmaco, a farvi pungere senza nemmeno sapere di cosa si trattasse. Mi fa veramente ridere ma anche preoccupare, perché se questa è la generazione sono perfettamente riusciti nel loro intento. Vabbè, il loro intento non è quello di formare una generazione, ma di eliminarla una generazione, quindi il fine ultimo di questa gente non è formare una generazione che sia più possibile manipolabile, ma quanto prima le parla di mezzo, perché se i piani di questi individui sono... In parte quella che resta, che c'è, manipolarla, renderla facilmente manipolabile. Senza dubbio, perché se poi vuoi sfoltire il gregge devi avere delle pecore obbedienti pronte ad andare al macello, quello è poco ma sicuro. Discorso sistematico, mettiamola così. Esatto. Ci sono segnali strani da questo congerie di politici sottosegretari che fanno affermazioni assolutamente, da questo punto di vista, più che verosimili, anzi molto sensate, che sono come si può dire, petardi che esplodono all'interno, diciamo così, di un'aula di scuola durante la lezione. Cioè, qualcuno in questo governo va a disturbare la quiete dicendo delle cose assolutamente sensate, tra l'altro, tipo il famoso Gemmato, con la sua famosa affermazione sui vaccini, che è assolutamente verosimile. E ovviamente, in quanto essendo razionale e verosimile, è stato fatto oggetto di un attacco generale, bersagliamento incredibile. Quindi, anche lì si vedono segnali strani, ecco. Non aspettavano altro. Ieri ho assistito, mio malgrado, a una delle vergognose trasmissioni che danno sulla 7, Tagadà, nel pomeriggio, dove a un certo punto è arrivato il buon Speranza. Guarda caso, proprio in questi giorni, dopo le dichiarazioni di Gemmato e le polemiche, è arrivato il buon Speranza, accomodatosi in un divanetto lì, quindi non nella solita poltrona, con la conduttrice che gli si è seduta a fianco, quindi proprio in una sorta di confessionale, non sapete neanche come le distanze che ti hanno fatto. È proprio una sorta di così povero ministro, grande ministro, con questi occhi di ammirazione, di complicità, di poverino. Hanno detto una cosa, una bestemmia, hanno detto il nuovo vicesegretario, il nuovo viceministro ha detto una bestemmia, ma come si è permesso? Ha messo in discussione il suo grande lavoro, che questo era il senso di tutto. Ecco, allora intanto ricorderei che Gemmato, a parte essere di Fratelli d'Italia, e a parte che sia Forza Italia che qualcun altro fenomeno della Lega, ma soprattutto Forza Italia, sono partiti con dichiarazioni tipo sto andando a fare la quarta dose, noi difendiamo i vaccini, noi qua, noi là, non sono giù, per sottolineare la differenza rispetto a quelle dichiarazioni, e quindi un partito di governo ha alimentato la polemica. 1. 2. Gemmato è comunque laureato in farmacologo ospedaliero e chi più ne ha più ne metta, quindi probabilmente ha molto più titolo di Speranza, della conduttrice di Tagadà e di tanti altri di parlare di certe cose. 1. 3, scusa, perché era 1, 2, 3 mancava il 2. Sì, mi stavo perdendo, scusa. Ha parlato in italiano Gemmato nella dichiarazione e ha anche sottolineato: non mi farò
trascinare la polemica di schierarmi con i vaccini o non vaccini. Tant'è vero che lui è vaccinato. Lui si è vaccinato. Quindi non è che ha dichiarato, io mi sono anche vaccinato. Non ho mai parlato di contrarietà ai vaccini, non mi faccio trascinare nella polemica, ma se mi chiedete sì, no, avremmo avuto più morti o meno morti, non è dato saperlo. Non è dato saperlo. Non c'è una base che dice che abbiamo avuto più morti grazie ai vaccini. È un messaggio che è partito, che sappiamo come quello che avrebbe bloccato i contagi, che avrebbe bloccato le infezioni, eccetera, eccetera, cosa che invece oggi è ampiamente dimostrata non essere, e quindi questa è la credenza generale e guai a dire il contrario. Questo è un dato di fatto. Lui invece ha semplicemente detto che i dati non sono chiari in quella direzione, o meglio, non dicono chiaramente che è così. Quindi non è dato sapere. Anche perché siamo stati tra i peggiori come mortalità e tutto, prima dei vaccini, durante i vaccini e post vaccini. Anzi, collego l'articolo dell'Unione Sarda della settimana scorsa che parla di mortalità in Sardegna come mai successo prima, ovvero nel 2021 più di 200 morti al mese in più, e addirittura nel 2022 parrebbe si sia nell'ordine delle 300-350 di media in più negli ultimi mesi. Quindi voglio dire, prima non c'erano, ora ci sono, allora vale anche il ragionamento al contrario, varrebbe, no? Quindi giustamente lui ha detto non è dato sapere, non si può dirlo con certezza, non è così per forza, non ha detto una cosa così assurda. Di contro ovviamente gli attacchi anche di Speranza eccetera, se viene da uno che rappresenta il Ministero della Sanità una dichiarazione del genere è assolutamente fuori luogo, eccetera eccetera, che può essere comprensibile e anche magari condivisibile da un certo punto di vista, ma dall'altra parte mi chiederei perché uno laureato in farmacia, farmacologo ospedaliero, che comunque si è vaccinato, eccetera eccetera, fa una dichiarazione del genere e ha molte più competenze del sottoscritto rispetto a questo tema, e io che non ho alcuna competenza se non la laurea in scienze politiche, non io Enrico Balletto, io Roberto Speranza, ho fatto le peggio cose da ministro, eccetera, posso affermare in assoluto il contrario? Con quale criterio? No, invece mi porrei qualche domanda, anziché dire che strizzano l'occhio ai Novax certe dichiarazioni, direi probabilmente mi fermerei un attimo, come dice il professor Fraiese, che non è di sicuro Novax, mi fermerei un attimo, ragionerei sulle cose, cercherei di capire se effettivamente ci sono delle situazioni piuttosto che altre, e ci sono delle cose sicuramente da valutare per bene. Ecco, io probabilmente questo farei, che non la vedo una cosa assolutamente di buon senso, cosa che invece fino ad oggi non è mai stata fatta. L'altra cosa da collegare a tutto questo è la notizia che Pfizer e Moderna hanno dichiarato che inizieranno degli studi che dureranno 5 anni 5 anni, che mi viene da ridere, ma se li avessi davanti li ammazzerei tutti, 5 anni di studi per stabilire se le vaccinazioni, appunto i problemi cardiaci, ictus eccetera, sono conseguenza delle vaccinazioni, o comunque che i loro vaccini possono portare a questo tipo di problematiche. Premesso che mi fa ridere che 2 mesi di sperimentazioni poi mettono in commercio e obbligano addirittura la gente a vaccinarsi, e poi in automatico adesso diventano studi per 5 anni, poi li fai a posteriori dopo una campagna di vaccinazione mondiale selvaggia, soprattutto in Italia, e in ultima istanza immagino, visti anche gli studi come sono stati pubblicati da loro, le sperimentazioni, omettendo determinate voci o non facendo proprio degli studi particolari, ad esempio sulla cancerogenicità o sulla possibilità di trascrizione sul DNA umano, quindi di modifica del DNA umano da parte di queste vaccinazioni a mRNA e RNA messaggero, quindi completamente mancanti o omesse, adesso diventa essenziale 5 anni di studi per stabilire che a posteriori da parte di chi ha prodotto quella roba là. Immagino l'attendibilità, visto quello che hanno già combinato, proprio non posso immaginare.
Quindi ecco, ho collegato un po' di cose, ma il filo è quello, il ragionamento è quello, quindi insomma, di che parliamo? Mi viene da ridere al pensiero, va bene. E la gente lì, vedi, adesso faranno gli studi così, vedrai cioè, cosa vuoi che dicano? Concludere gli studi, cosa vuoi che dicano? Che è uno su quante, comunque sia, uno su quante, ormai è sempre più chiaro che diciamo, le problematiche e le cause avverse gravi dei vaccini, anche già così, quindi con vigilanza passiva, con tutti dei criteri che vengono esclusi, perché dopo 14 giorni dall'inoculazione non viene considerata conseguenza, un eventuale problema grave non viene considerato conseguenza del vaccino, soprattutto qua in Italia. Nonostante questo è già provato che problematiche di salute, conseguenze avverse gravi post vaccino sono in numero maggiore rispetto alla mortalità causata dal Covid. Quindi già questo dovrebbe bloccare, fermare tutto, far riflettere qualcuno e fare arrestare un bel po' di gente. Questo è il mio parere, ovviamente. Vedremo cosa succederà. Mi fa sorridere l'idea della commissione d'inchiesta, perché se sarà una commissione d'inchiesta politica, come è stata fatta per le banche a suo tempo, con Casini, presidente di commissione, e quindi con i politici, che sono per l'85% gente che è andata a vaccinarsi di corsa e che ha sostenuto le vaccinazioni, mi fa veramente ridere. Non credo che sia una commissione che possa avere una qualche attendibilità. E questo è le commissioni dovrebbero essere indipendenti e formate da persone che rappresentano diverse categorie, quindi dovrebbe esserci eterogeneità in questo tipo di consessi, per cui temo non sarà così, anche se potrebbe darsi che ci sia qualche personaggio politico in buona fede, può anche darsi che ci sia, non è detto che non ci sia, può anche darsi che ci sia, però ovviamente dovrebbe essere... Non serve niente. Sì, vabbè, è ovvio che se non è indipendente... C'è una banca che doveva far saltare per aria Unipol, MPS, chi più ne ha più ne metta, ha preso a Casini e è finita in un nulla. Esatto, è un caso che già succede, si è già verificato. Ma non esiste proprio. Si è già verificato con altre cose, quindi questa commissione d'inchiesta, staremo a vedere anche da questo punto di vista. La maggior parte dei protagonisti di questo periodo veramente di follia si sono candidati e sono entrati in Parlamento cercando l'immunità parlamentare. Sì, sono a caso. Zingaretti, Crisanti, sì, assolutamente. Tanti altri, quindi è inutile che stiamo a girarci intorno. No, una casa è un po' Speranza, che in effetti è tornato in Parlamento. Candidato non sei più sicuro. Assolutamente. Cavolo, avrebbe detto, capito? No, infatti a quel punto. Tra l'altro, apro parentesi perché diventerà oggetto della nostra trasmissione futura. L'onorevole Roberto Speranza ha querelato Davide Rossi, il nostro amico Davide Rossi lo ha querelato appunto a causa del libro da Davide pubblicato non ieri, un anno e mezzo fa ormai, più forse, sì, dedicato comunque alla Fabian Society e alla possibile aderenza di personaggi come Speranza alla Fabian Society, questa società, diciamo così, politica internazionale. La Fabian Society. Esattamente. E quindi Davide si è voluto piovere questa querela un po' in ritardo, perché in effetti poteva querelarlo un anno, quando è uscito il libro un anno e passa fa, ma ha aspettato adesso, che tra l'altro non è neanche più ministro, per fargli questo scherzo. E ovviamente Davide, a parte che comunque penso avrà tutto il supporto possibile da tutte le persone, comunque sia anche professionisti e anche gli avvocati che si occupano di queste cose, quindi avrà tutto il supporto possibile. Avrà la possibilità di esporre in sede giudiziaria, in sede dibattimentale, tutte le sue informazioni e tutto il lavoro che ha fatto. Quindi il libro verrà sicuramente discusso e avrà un'analisi anche dal punto di vista, quindi dovrà anche portare le prove, porterà le prove, quindi darà anche dimostrazione di quanto sia stata buona la ricerca che ha fatto. Comunque abbiamo invitato Davide in radio, verrà settimana prossima, parleremo un po' di questa situazione e anche di altro, perché è giusto parlare anche di altro. Quindi sarà anche interessante capire cosa è successo veramente. È interessante anche vedere quello che sta succedendo, interessante e tragico, perché Enrico, forse magari anche in maniera un po' brutale, tiene la contabilità e ci aggiorna su quello che sta succedendo anche dal punto di vista appunto delle possibili cause avverse. Tant'è
che ormai è saltato fuori che in Sardegna, per esempio, per citare il caso sardo, nella conta demografica mensile ci sono 200 decessi in più, mensilmente. Quello che ho detto prima, sì. Esattamente. Cioè, di punto in bianco ci ritroviamo nella conta generale della bilancio tra decessi e nascite che di 200 o per più di 200 e negli ultimi mesi sono passati a 350 anche. Quindi mensilmente vengono a mancare 200-300 persone in più. Ora, è possibile che sia dovuto anche, come dicono alcuni, al fatto che in questi ultimi 2 anni il servizio medico è talmente peggiorato, talmente degenerato da avere negato a molti la possibilità di fare degli screening o delle analisi tempestive per poter scoprire eventuali malattie. Può anche darsi, ma non è che non fosse una cosa che non fosse già avvenuta in passato, i servizi scadenti c'erano anche in passato, quindi... Quello sì, però la totale assenza sicuramente ha inciso, ma ripeto, è una cosa in più anche quella, perché uno degli obiettivi di tutto questo periodo è anche creare il disservizio della sanità, far saltare per aria la sanità, cosa che si rischia che accada con la storia delle bollette elettriche, perché la sanità, ovviamente essendo un servizio H24, con tutto quello che ne consegue di utilizzo di luci, di macchinari e chi più ne ha più ne metta, è diciamo la parte che consuma di più energia elettrica da parte della macchina statale. Quindi anche quello sta mettendo in crisi ATS, aziende sanitarie, in più la mancanza di medici e di operatori sanitari. Insomma, sono tante cose tutte insieme, quindi il problema più che del servizio scadente in questo periodo è della totale assenza di servizio, nel senso che molta gente non è stata curata, non è stata minimamente seguita nel percorso della propria salute e chi più ne ha più ne metta. Questo è sicuramente un qualcosa che ha inciso, ok? E che incide, ma va a far la somma con tutta una serie di altre cose, e comunque in ogni caso se 200 poi diventano 350 negli ultimi mesi significa che qualcosa c'è, e non può essere solo la sanità, senza ombra di dubbio, anche perché leggiamo ogni giorno di malesseri improvvisi, malori improvvisi, gente che muore nel sonno e chi più ne ha più ne metta, e sono tanti, non sono pochi, tanti, e soprattutto giovani, perché la cosa che colpisce è soprattutto la presenza di giovani, cioè gente sotto i 50 anni, quando non 40, quando non 30, quando non 20, ok? E questo è comunque un qualcosa di totalmente anormale. Assolutamente sì, è normale sì. Tra l'altro abbiamo detto, per stare in argomento, cambiando leggermente, ho ricevuto una fotografia da Enrico poco fa su WhatsApp in cui c'era una lavagna di un bar con la scritta "si controlla il Green Pass ai nostalgici", quindi ci sono anche quelli, per chiudere come una battuta per drammatizzare un pochettino, sono quelli che magari nostalgici del Green Pass vanno al bar, guardi, ho molta nostalgia, no, non si preoccupi, dia il Green Pass, così. Da una parte, cioè, siete nostalgici, aspetta, voi state lì seduti. Li isolerei in qualche zona del locale come area nostalgici, roba del genere, capito? Come hanno fatto se proprio ci tenete mostrate, esatto, se proprio ci tenete mostratelo. A leggere il contrappasso, capito? Sì, perché è giusto vedere in faccia queste persone qui, perché sono quelle che poi ti hanno magari dato la caccia durante tutto il periodo, sono quelli che dalla veranda magari davano la caccia ai runners, capito? Sì, esatto, o quelli che segnalavano le feste di notte clandestine a casa di persone che invitavano 3 amici per prendersi una pizza e chiacchierare un po', capito? Quei geni, quei capò incredibili che sono stati tirati fuori questi ultimi 2 anni. Personaggi che poi tra l'altro sono tornati nell'anonimato più totale, ma che sono sempre lì in agguato, alla prossima, mai Dio volesse, alla prossima situazione in cui cercheranno di filare qualche tipo di emergenza, questi rischiano di tornare fuori alla ribalta, quindi bisogna... sì. Non dimentichiamoci che stanno insistendo sulla 4ª dose, è già partita la 5ª. Sì. È già partita la 5ª. Sì, ma per fortuna in attesa, in mancanza di obblighi o presunti tali, la gente se ne sta sbattendo allegramente sia della 5ª che della 6ª. Quindi... La 4ª dose l'hanno fatta comunque, adesso sono aumentati un po' i numeri, credo che siano andati un 20%,
22-23%, che non sono pochissimi, perché sono comunque un 10 milioni di persone, più o meno. Specie per loro. Sono tante, scusa. Della popolazione che ha fatto tutto il ciclo vaccinale, il 22%, io stavo facendo un calcolo sugli abitanti, ma non è sul totale degli abitanti, è sul totale dei vaccinati. Comunque siamo intorno ai 7-8 milioni di persone vaccinate, che non sono poche. Cioè, no, per carità. 1,5 milioni di abitanti, voglio dire, sono 5 regioni sarde, capito? Su 20, sì, per carità. È un quarto, non è poco. Per carità, però comunque sempre meno di quello che si prevedeva. Comunque, assolutamente. Mi spiace per loro, Anche lì non facciamo l'errore di credere che la maggior parte delle persone, di quell'80% che è andato, siano andati lì, questo mi ritrovo spesso a discutere di questa cosa, siano andati perché la scusa di tanti adesso è di troppi che sono stati costretti, quindi non facciamo l'errore di credere che se non ci fosse stato l'obbligo sarebbe andato solo un 20-25% a vaccinarsi. Assolutamente no, perché di quell'80% un buon 65 era straconvinto del Green Pass, era terrorizzato dal Covid ed era pronto a dare la caccia, a incolpare e insultare di qualunque cosa chi non voleva vaccinare. D'accordo con Green Pass e tutto il resto. Questo che sia chiaro, cioè, non facciamo l'errore di pensare o giustificare, perché adesso qualcuno prova a far finta di nulla, mentre io ho sentito determinati discorsi a certe persone che oggi dicono ma io ero costretto. In realtà non era costretto nessuno, perché anche io ero costretto, non potevo andare a lavorare in palestra. Anch'io ero costretto fondamentalmente. Però non me lo sono fatto. Nemmeno io, quindi alla fine... Non me lo so fare, quindi così non mi sono venuti a prendere a casa, chiaro? Quindi sono d'accordo. Capisco, per carità, capisco, però come diciamo spesso anche con Linda, nostra amica comune. Sì. Sì, ok, ma io devo andare a lavorare, ho capito, ma da morto non ci vai a lavorare uguale. Lo so, qualcuno, no? sì. Da morto non lavori mica, quindi di che cazzo stiamo parlando? Quindi, qualcuno si faccia questo calcolo ogni tanto, si faccia questa domanda, magari questa piccola riflessione che mai non fa. Visto che hai citato la dottoressa Corrias, abbiamo invitato anche lei a partecipare a un'altra trasmissione radiofonica, stiamo aspettando, abbiamo proposto una data, stiamo aspettando risposta, non appena avremo risposta proporremo anche un incontro con la dottoressa Linda Corrias, sempre qui in radio per parlare dei commenti che hanno a che fare appunto con le varie contese giuridiche che sono venute a creare, giudiziarie che sono venute a crearsi. In un secondo periodo Covid la dottoressa Corrias, visto che adesso c'è tutto il problema dei reintegri, del mobbing, esatto. È stata assalita da prima chi ha dovuto lottare per la questione Covid, per le sospensioni eccetera, adesso sono ingolfati da reintegri. Immaginatevi, perché questi, nonostante il reintegro sia stato mai sancito per legge, ancora continuano a rompere le scatole ai professionisti e ai medici che vogliono tornare a lavorare, quindi vi tocca mettere l'avvocato anche per quello, incaricare un avvocato. Sì. Ricordiamo una cosa fondamentale, anche questo per dovere di cronaca e di precisione. Non è che Schillaci e la Meloni si sono inventati nulla, hanno anticipato la scadenza del 31 dicembre, chiaro? No, dalle volte perché noi abbiamo reintegrato. Sì, vabbè. No. Già Draghi nelle ultime conferenze stampa aveva detto che si andava a regolare scadenze, che dopo ormai si era fuori dall'emergenza varia ed eventuale, che quindi pur con la dovuta attenzione a regolare scadenza la gente avrebbe potuto riprendere a lavorare, quindi è stata anticipata di 2 mesi la scadenza, non è che si sono inventati o hanno fatto chissà quali cose, e abbiamo visto che di contro poi lo stesso ministro ha annunciato la nuova campagna vaccinale, quindi insomma un colpo al cerchio e uno alla botte, come tipico della politica di questo periodo e anche della Meloni stessa, perché lei ha anni ormai che dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Cerchio, la campagna vaccinale si utilizza il vaccino per l'influenza, quindi alla fine quello non è niente di nuovo sotto il sole, c'era già, c'è sempre stato e sempre ci sarà, quello non è una novità importante, ecco. Cazzo ci combinano per convincere, capito? Sì, c'è sempre stato e sempre ci sarà, comunque sia questa cosa. Ma adesso combinano, capito? Mettono l'influenza insieme. L'intenzione è quella, poi vediamo chi vorrà farsi solo quello, chi vorrà farsi quello combinato, vediamo un po'. Anche perché
anche perché l'Italia è capofila nella sperimentazione vaccinale fino al 2023, quindi fino all'anno prossimo, quindi ancora un anno e poi finirà questo periodo sperimentale, diciamo così, che vede l'Italia come capia privilegiata, quindi tra un anno probabilmente dovremo fare il bilancio di una sperimentazione che ha imperversato facendo danni incredibili in questi ultimi ringraziando la Lorenzin che è stata l'artefice di questa simpatica questione. Prima di chiudere l'argomento Covid volevo dire una cosa a proposito sempre del G20. Nel G20 c'è stata una dichiarazione di intenti dei governi partecipanti per implementare un certificato vaccinale sanitario digitale. Attenzione, è importante questa cosa, attenzione. Nella dichiarazione di intenti non c'è alcun vincolo nei confronti dei paesi singoli, ognuno fa quel che vuole, anche perché non c'è alcun tipo di legge o di norma internazionale che imponga diciamo così, le dichiarazioni un valore vincolante dal punto di vista legale. Molto probabilmente lì dentro, visto che ogni paese sta facendo poi i cavoli suoi, paesi BRICS in testa, quindi difficilmente andranno lì a cercare chissà quale standard, specialmente sanitario, viste le fregature che sono presi. Al G20 c'era anche il simpatico Klaus Schwab, che molto probabilmente ha rotto le palle a tutti i presenti per cercare di infilarci questa cosa nella dichiarazione di intenti finale. Ricordatevi che poi ognuno tornato a casa fa quel che vuole, quindi non vi aspettate il Green Pass mondiale elettronico, mi dispiace tanto per quelli che vogliono fare gli apocalittici, ma non c'era niente di tutto questo. Ogni paese poi, ogni rappresentante tornato a casa propria farà fare al proprio paese quello che vuole, o meglio farà l'interesse del proprio paese o presunto tale. Se poi vi figurate che paesi come Russia, Cina, Brasile, esatto, India, esatto. Da noi sono stati i più bastardi. Assolutamente sì, nel resto del mondo questa cosa è avvenuta fino a un certo punto. Qui siamo stati veramente nella maniera, forse i cinesi, forse i cinesi ci hanno battuto perché lì forse c'è il credito sociale che è veramente abominevole, però i cinesi già la facevano da tempo prima ancora del Covid, questa sperimentazione. Ci siamo incamminati su quella strada, questo è. Sì, però c'è sempre tempo per tirare il freno in questo caso. Assolutamente, però l'idea, capito, è rivolta. Sì, sicuramente. Sicuramente. Certo è che l'agenda del carissimo World Economic Forum non sta dando tanto bene, gli stanno mettendo molti bastoni tra le ruote, quindi non gli sta andando molto bene. Proprio bene non gli sta andando a questi individui. Quindi direi che per loro potrebbe esserci una brutta battuta d'arresto. Comunque, abbandoniamo il discorso sanitario, politico e andiamo a cercare un attimino qualche questione giusto per parlare di Europa, guerra, tanto per cambiare, poi approfondiremo il discorso quando sarà con una nuova puntata con Stefano Orsi, però con te voglio parlare proprio di questa cosa. La NATO cerca la guerra a tutti i costi, neanche tanto la NATO Stati Uniti, attenzione, perché gli Stati Uniti sono stati i primi a buttare acqua sul fuoco. Una certa parte della NATO sta cercando a tutti i costi l'escalation. E di recente ovviamente avete capito cosa è successo in quell'incidente famoso, i famosi missili caduti in Polonia. Inizialmente ovviamente Gran Bretagna e Polonia hanno gridato all'attacco russo sul territorio NATO, quindi iniziando subito a incendiare la situazione. Poi è arrivata prima la spinta degli Stati Uniti, stranamente da parte di Biden, e ho detto tutto, il quale in un attimo di lucidità tra una confusione e l'altra ha dichiarato che è improbabile che fosse la Russia ad aver effettuato quell'attacco. E dopo è arrivata anche la smentita di altri stati della NATO. Segretario NATO. Sì, esatto. L'hanno dovuto ammettere. Sì. Hanno detto che la responsabilità sarebbe comunque della Russia, perché comunque il conflitto l'ha iniziato la Russia. Vabbè. Quello grazie a Piffero, però il missile è un missile ucraino che è caduto in territorio polacco, quindi appunto o la Polonia invade l'Ucraina, e cioè se la voleva annettere in parte. Aerea, diciamo. Esatto. Quindi, sicuro non possono attivare l'articolo 5, questo è poco ma sicuro. Quindi niente articolo 5, mi dispiace per voi. Attacco volontario, e in questo caso anche se loro scaricano la responsabilità sulla Russia, di fatto anche se sono caduti per errore a seguito di una battaglia, un'azione di difesa della contraerea, e quindi scarichi sulla Russia, comunque non è un attacco volontario o un qualcosa che loro possono definire volontario da parte della Russia, una responsabilità volontaria da parte della Russia ad attaccare la Polonia, e quindi l'articolo 5 non si può attivare perché è un articolo tecnico anche molto preciso, quindi qualcuno anzi ha dimostrato ampiamente la propria ignoranza da questo punto di vista, perché
ha sollevato proprio la possibilità sapendo bene che invece non era possibile, e hanno fatto una figuraccia, perché poi se Biden e il segretario stesso NATO, che comunque risponde agli ordini di Biden, ormai direi che è abbastanza chiaro, dicono che non è stata la Russia, c'è poco da star lì a girarci intorno. Possono sbattersi quanto vogliono, ma no, secondo me c'è la volontà di protrarre ancora questa cosa. Neanche tanto, perché si capisce ormai che l'Ucraina sta venendo mollata sia dagli Stati Uniti che da altri paesi della NATO. Hanno capito che gli Stati Uniti non reggeranno più tanto il gioco, anche perché, fatte le midterm, si è capito che ormai i repubblicani hanno ripreso piede, Trump si ricandida alle presidenziali, di conseguenza dovranno pensare a evitare il rovescio a casa loro. Non so quindi quanta attenzione potranno riservare a questo genere di teatro, anche perché si sta insistentemente facendo strada alla voce che comunque i negoziati siano già in corso e ci sia l'intenzione di accomodare la questione entro tempi ragionevoli, perché la NATO, si capisce che la NATO non ha più riserve belliche per poter andare avanti con questa cosa. Gli Stati Uniti si stanno disimpegnando perché hanno capito che i casini saranno soprattutto interni, quindi l'affare Ucraina rischia di sgonfiarsi tra non molto, e quindi anche Zelensky potrebbe perdere tutto quel supporto che ha sempre avuto, forse a parte quello degli inglesi, perché gli inglesi sono sempre i più fanatici in assoluto nel voler, i britannici sono sempre i più fanatici in assoluto nel voler proseguire questa guerra e anche portarla all'escalation, mentre gli Stati Uniti sembra che abbiano un atteggiamento più tiepido, più morbido da questo punto di vista, quindi l'affare Ucraina potrebbe sgonfiarsi tra non molto, e secondo me con un cambio di regime in Ucraina, perché Zelensky troppo fanatico non piace, comunque comincia a non piacere più tanto agli Stati Uniti e ad altri paesi. Sì, Quindi dovrebbe stare attento. La fine di qualcun altro. Sì, Tenna. Fossi lui io mi preparerei un piano di fuga che comprende un kit, diciamo, di sopravvivenza con un biglietto aereo, una macchina senza la targa e squagliarsela alla grande. Con un po' di documenti che provano esatto, le responsabilità di alcuni paesi e di alcune situazioni, degli ordini impartiti e ricevuti, in modo da avere una sorta di assicurazione per la vita, e me ne andrei velocemente in qualche posto isolato dove non mi potrebbe o dovrebbe riconoscere o trovare nessuno. Esattamente, quindi secondo lui sì, infatti forse sta iniziando un pochettino a stringere seriamente per la sua incolumità. Quindi secondo me l'affare Ucraina si sgonfierà in tempi ragionevoli. Il fatto che la partecipazione al G20 è assolutamente fuori luogo, nel senso che non fa parte del G20 l'Ucraina. Quindi... Infatti, a parte che è uno dei paesi più poveri in assoluto, è uno dei paesi più poveri in Europa, tanto per capire. Sì. Un paese povero e corrotto, tra l'altro, è in mano a un'oligarchia. Gente, cose perché è sempre stato sotto occupazione di qualcuno, fondamentalmente, perché come risorse naturali, come territori, voglio dire, materie prime, compagnia, insomma, voglio dire, le loro cose già le hanno per poter sopravvivere più che decentemente, ecco, e vivere in maniera non povera, ecco. Assolutamente sì, che ovviamente sono costantemente sotto sfruttamento di questo o di quei paesi stranieri, per non parlare poi degli oligarchi che hanno saccheggiato le ricchezze nazionali, quindi non è sicuramente colpa della Russia quello. Comunque questa è più o meno la situazione, diciamo, dal nostro punto di vista, facendo delle analisi. Comunque Enrico, allora, come sempre stiamo a vedere un po' quello che succederà in seguito, tanto arrivano comunque a titoli di giornale, cavoli di questo, cavoli di quell'altro, qualcosa, diciamo, sarà sempre da seguire, anche perché la situazione, come hai detto tu, del governo deve evolversi un pochettino, deve capire che dove vogliono andare a parare. Siamo fortunati, o forse no, ma in effetti l'inverno rigido non è ancora arrivato. Stiamo stranamente assistendo a un prolungamento di un autunno caldo oltre i limiti normali, perché chi ha buona memoria, ed Enrico ha buonissima memoria, si ricorderà che l'anno scorso, bene o male, di novembre, è arrivato il freddo serio, abbiamo iniziato a mettere il capo. Al mare fa il bagno. Esatto, quindi invece siamo arrivati quasi alla fine di novembre, sì, siamo quasi al 20 novembre, ok? Ecco, oggi sono media di 22 gradi, 22 gradi, anch'io, 22 gradi di media, esatto, notti non troppo rigide, clima ottimo, chissà perché proprio quest'anno che c'è la questione del gas,
L'inverno sta arrivando tardi. Tieni presente che la sera qua fanno anche 10 gradi, comunque. Sì, anch'io, anche da noi. Assolutamente sì. autunnale. Assolutamente sì, la notte. Non è caldo. No, non è caldo, ci mancherebbe. Però intanto le temperature medie di giorno sono assolutamente miti, così primaverili. Sì. Quindi è un inverno anomalo questo, se vogliamo. Sì, è vero, siamo entrati in un periodo di riscaldamento maggiore del globo, questione che magari è tutta ascrivibile a cause naturali, perché nella storia climatica della Terra sono successe diverse volte situazioni del genere, questi periodi del genere sono avvicendati senza problemi. Quindi siamo entrati in un periodo particolare dal punto di vista climatico, in questo periodo climatico particolare ci sta regalando l'inverno mite, e questo va anche bene, per carità, però è curioso proprio in questo momento vedere questo strano prolungamento di un autunno mite, queste strane temperature così accettabili, ecco. Comunque, vabbè, sarò io complottista. Che dire? Le scie io continuo a vederle in cielo, poi ditemi voi cosa sta succedendo. Tutto normale. Sembra un puzzle, esatto. Un cruciverba al cielo, lasciamo stare. Poi, siamo noi complottisti, che vuoi che ti dica? Lascia stare. Appunto. Comunque, anche oggi chiacchierata molto interessante con il nostro mitico Enrico Balletto, e continuano le nostre trasmissioni. Allora, abbiamo pubblicato l'altro giorno, ieri, la nostra pillola del tecnico, una piccola miniserie musicale, perché stiamo parlando di musica con la collaborazione di Gio Testa, che comunque tornerà a parlare anche di musica e controllo mentale in un'altra puntata dei Suoni di Mezzanotte che stiamo preparando. E poi c'è, come vi ho detto, abbiamo degli appuntamenti da fissare. Avremo il ritorno di Linda Corrias qui all'Ascolto Live, Davide Rossi tornerà a parlare con noi, e poi ovviamente anche altri ospiti che stiamo cercando di accalappiare per future trasmissioni. Detto questo, ringrazio ancora una volta Enrico Balletto. Non avete ancora sentito il rompiballe perché Simone Spiga è molto impegnato con questioni giornalistiche, ma lo stiamo cercando di acchiappare per fare almeno una puntata per questa settimana, per fare qualche dibattito sulle notizie diciamo di quest'ultimo periodo. Per il resto siamo qua, questo è Ascolto Live, continuiamo così. Grazie Enrico Balletto, continuate a seguirci su Spreaker, su YouTube, su Rumble e poi su Facebook, perché la nostra pagina ha sempre il link in aggiornamento. Detto questo, grazie Enrico, io sono Gabriele, alla prossima puntata, ciao a tutti. Grazie, ciao a tutti.